Foto di gruppo per gli 8 candidati che a Padova corrono con la lista Più Europa Veneto più Volt a sostegno del candidato presidente Arturo Lorenzoni. Una regione che esce da un altro fine settimana di enormi danni da maltempo. Gli ultimi giorni sono stati drammatici per gli eventi climatici che ci hanno colpito. È anche vero che non è nulla di diverso da quello che ci aspettavamo e che il mondo della scienza ci comunica ormai da una ventina d'anni. Operare per adattare la nostra società, la nostra economia, le nostre città, gli edifici, il territorio a questi eventi estremi e quindi dobbiamo fare investimenti infrastrutturali che da tempo chiediamo. Penso solo ai bacini di laminazione per il contenimento di corsi d'acqua, ma penso anche a tutta la politica di forestazione, penso ad un'agricoltura che si deve adattare e alla necessità di decarbonizzare quanto prima la nostra economia. Obiettivo delle liste che sostengono Lorenzoni è quello di centrare il progetto della completa decarbonizzazione della regione entro il 2050. Una lista, quella presentata in Sala Anziani, che guarda l'Europa come casa comune dei diritti oggi e domani. Ci sono due forze secondo me molto propulsive nella nostra alleanza e a me fa molto piacere che siano presenti perché portano una sensibilità importante, una sensibilità al tema dei diritti, una sensibilità al tema dell'integrazione economica e una sensibilità anche all'innovazione e ai giovani.